24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La Lega Nord dichiara guerra al governo e all'IMU, apre al PDL, ma ad una condizione, ovvero che il Popolo della Libertà si stacchi da Monti. A lanciare l'offensiva è stato Roberto Maroni, ieri in Piazza dei Signori a Verona per il no IMU Day. Durante la manifestazione, alla quale erano presenti anche Umberto Bossi, Flavio Tosi, Luca Zaia e Roberto Cota, l'ex ministro dell'Interno ha invitato i governatori delle regioni del Nord Italia e i sindaci leghisti a far fronte unico contro il governo, senza esitare a violare il patto di stabilità. Maroni ha sottolineato l'importanza dei sindaci della Lega, i quali devono cominciare a far sentire la loro protesta contro il governo, avendo come obiettivo la cancellazione o la revisione del patto di stabilità, che strozza i comuni e danneggia i cittadini. Intanto ieri la protesta ha trovato la strada della prefettura, con la consegna da parte di alcuni sindaci, Flavio Tosi in testa, della fascia tricolore. E sulla tassa della prima casa il sindaco di Verona ha espresso tutta la sua contrarietà, perché mandare allo sbaraglio la gente sull'IMU sarebbe davvero scorretto. Sostegno al reddito, ma anche politiche attive per la formazione e il reimpiego dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione. Negli ultimi 3 anni sono stati 2.250 i lavoratori in mobilità o in CIG presi in carico da Confindustria Padova attraverso progetti di formazione e outplacement. Di questi, oltre 1.400, pari al 65%, sono state finora ricollocati con successo entro 6 mesi dal progetto. Sono soprattutto over 40, in maggioranza uomini, ma le lavoratrici sono il 40%, provenienti da aziende in crisi dei settori metalmeccanico, sistema moda, costruzioni e servizi. Il rilancio parte dal valore del lavoro, ha commentato il presidente di Confindustria Padova Massimo Pavin. Riqualificare e accrescere le professionalità, soprattutto in relazione ai nuovi fabbisogni, vuol dire offrire nuove chance di lavoro alle persone e nuove energie competitive alle aziende. Il grande caldo annunciato nei giorni scorsi è scoppiato nel weekend nel Veneto, con la colonnina di mercurio che ha fatto registrare temperature sopra i 30 gradi. L'arrivo della tanto attesa estate ha invogliato decine di migliaia di abitanti delle città ad imboccare le strade del mare alla ricerca di relax e refrigerio. Il naturale risultato, a partire dalla mattinata di sabato, è stato il formarsi di lunghe code in direzione dei lidi veneti, particolarmente trafficate, la Treviso Mare e la A4. Le spiagge prese d'assalto sono state quelle tradizionali di Jesolo, dove il traffico ha ripreso a scorrere in condizioni normali solo nella serata di ieri, Chioggia e Sottomarina. L'allarme arriva un po' da tutti i centri città. La sicurezza dei negozi e dei negozianti e quindi anche dei clienti non è più una questione di emergenza, ma una vera e propria debolezza strutturale che indebolisce le nostre città e compromette definitivamente la qualità della vita. Ci sono i centri desertificati dopo che la concorrenza nella grande distribuzione, fuori città e il caro affitti ha fatto piazza pulita dei negozi di vicinato, ha rilevato Francesco Antonic, vice direttore di Confcommercio Venezia. Il tutto a beneficio dell'abusivismo e della contraffazione che stanno letteralmente infestando le nostre strade. Particolarmente allarmanti i commercianti del centro storico di Venezia, che stanno studiando con la locale Confcommercio di attivare un servizio di vigilantes. Ha danneggiato oltre 2.500 risparmiatori una maxi frode creditizia scoperta dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Vicenza. Al centro della truffa una società di Bassano del Grappa, fallita insieme a 2 società edili collegate, lasciandosi alle spalle distrazioni patrimoniali, falsi in bilancio e ricorso abusivo al credito per oltre 10 milioni di euro. La frode è stata commessa grazie a una rete di promotori compiacenti che hanno operato mediante siti web dedicati e riconducibili a società finanziarie con sede nella Repubblica di Panama e base operativa in Svizzera. L'indagine della Guardia di Finanza era scattata nel 2010, dopo che la Consob, su segnalazioni di alcuni investitori, aveva svolto una prima attività istruttoria sulle società panamensi utilizzate per le truffe.
24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.